Buonasera da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Yacht immatricolati all'estero per evadere il fisco e mai dichiarati in Italia. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Palermo e Trapani una maxi truffa da 18 milioni di euro. I proprietari sanzionati fino a 2 milioni e mezzo. L'omicidio di Samir a Palermo, il cameriere tunisino fermato respinge ogni accusa. Io con quella storia non c'entro nulla, ha dichiarato. Resta poco chiaro il movente del delitto. Per gli investigatori ci sarebbe stata una lite per accaparrarsi i clienti di 2 ristoranti vicini. Il leader di Azione Calenda oggi a Catania, incontro politico per discutere sui temi della sanità, sullo sfondo la voglia di creare una forza alternativa partendo dal centro. Bufera sul concorso dei forestali, primo in graduatoria su 20.000 candidati, risulterebbe il figlio dell'ex dirigente generale del Corpo. Per il PD regionale è tutto da rifare. A Catania parte la campagna anti-influenzale 2023-2024, operativi gli ambulatori dell'ASP, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. La mia ombra come un inno alla vita. Luca Madonia presenta il suo nuovo singolo in un percorso tra i luoghi della sua infanzia a Catania. Calcio, dopo l'esonero di Tabbiani, il Catania alla scelta del nuovo tecnico rossazzurro. Si profila un testa a testa tra Maran e Lucarelli. Ancora ben trovati. I finanzieri di Palermo e Trapani hanno scoperto una maxi evasione per il valore di 18 milioni di euro ai danni del fisco. Decine di imbarcazioni di lusso immatricolate all'estero e non denunciate in Italia. Sentiamo i dettagli nel servizio di Simona Mazzone. Una maxi truffa allo Stato con un ammanco di oltre 18 milioni di euro. L'inchiesta delle Fiamme Gialle, partita sulla fascia costiera compresa tra Marsala e Castellammare del Golfo, isole, Egadi incluse, ha fatto emergere una strategia fin troppo diffusa tra i proprietari delle imbarcazioni di lusso che questa volta sono stati beccati per avere tolto la bandiera nazionale con lo scopo di immatricolare yacht e panfili nei registri navali di altri paesi, ovviamente con fiscalità agevolata. In sostanza, decine di proprietari di imbarcazioni da diporto, nel vano tentativo di occultare il proprio bene al fisco, hanno trasformato i propri velieri di lusso in navi fantasma, non barrando l'apposita casella sul quadro RV nella dichiarazione dei redditi indicante i beni detenuti all'estero. I finanzieri della sezione operativa navale di Trapani e Palermo, grazie ad un controllo incrociato con le banche dati e alle acquisizioni documentali, hanno scoperto gli evasori che sono stati tutti sanzionati con multe comprese tra i 500.000 e i 2 milioni e mezzo di euro. Adesso torniamo a occuparci del delitto di Samir a Palermo. Il cuoco e cameriere ha respinto ogni accusa. Il cameriere tunisino, che è stato fermato per il delitto dell'algerino, e ha dichiarato: io con quella storia non c'entro nulla, così appunto ha detto agli investigatori, non mi rovino la vita per dei clienti. In un primo tempo infatti si era parlato di una rivalità estrema tra i due per accaparrarsi più clienti nei rispettivi ristoranti. Manlio Viola. Una lite iniziata fra i buttadentro, ovvero le ragazze e i ragazzi che stanno di fronte ai locali per invitare i passanti a entrare e consumare. I clienti contesi, insomma, sarebbero l'origine di una tensione che poi poco alla volta sarebbe cresciuta fino a diventare movente per l'omicidio. È l'incredibile ipotesi avanzata dagli inquirenti per spiegare i 3 colpi di pistola con i quali è stato ucciso Samir, il cameriere cuoco di un ristorante palermitano di origini algerine. In stato di fermo c'è un cameriere tunisino di 32 anni che lavora al Magnum, locale che si trova a fianco in via Americo Amari di Appetì, quello dove lavorava la vittima. Sarebbe stato lui a sparare a Badir Boudechami, l'algerino di 41 anni noto proprio come Samir. I carabinieri del reparto operativo sono arrivati a lui grazie alle immagini delle telecamere degli esercizi commerciali di via Roma, dove il delitto è stato consumato nella notte fra sabato e domenica. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Palermo, in particolare dal PM Vincenzo Amico, 24 ore dopo il fermo da parte dei carabinieri. Ora toccherà al GIP pronunciarsi sulla
sulla convalida. Non si sa ancora però se sia stata recuperata l'arma del delitto, ma il momento esatto dell'omicidio sarebbe stato immortalato dalle telecamere, così come le fasi precedenti e successive, che portano ad indagare anche sul ruolo di almeno un'altra persona che avrebbe accompagnato il presunto omicida. Continuano poi le indagini anche per confermare l'assurdo movente. Se i sospetti degli inquirenti troveranno riscontro, la vicenda potrebbe assumere toni ancor più inquietanti. Bucano il muro e rubano circa 42.500 euro. È accaduto nella notte fra sabato e domenica in un supermercato di Canicattì, siamo in provincia di Agrigento. La scoperta è stata fatta ieri mattina al momento della riapertura. La procura ovviamente ha aperto delle indagini. E adesso a Catania, dove oggi ha fatto visita il leader di Azione Calenda per un incontro politico nato per discutere sui temi della sanità. Di temi poi ne sono arrivati nella discussione ben altri, sullo sfondo peraltro la voglia di creare una forza alternativa che parte dal centro. Lo ha sentito per noi Luca Ciliberti. Cavolo, io non capisco come fa un siciliano a votare Cuffaro, cioè per me è veramente incomprensibile. Calenda a Catania incontri i simpatizzanti di Azione, accompagnato dal parlamentare Giuseppe Castiglione. Proprio da Catania, in tema di alleanze, chiude il capitolo Renzi. Una cosa fondamentale nella politica, e l'ho imparato a mie spese, che devi avere sì programmi vicini se non proprio comuni, ma devi anche avere un modo di comportarti che sia ispirato agli stessi principi etici. Un centro quindi allargato a chi? Ma io non penso che l'Italia abbia bisogno di un centro, nel senso, centro in Italia nella Seconda Repubblica è stato Miellea un po' da un lato, un po' dall'altro. Io credo che abbia bisogno di un grande partito riformista che si ispira ai valori della Costituzione, se vogliamo repubblicani, e che in qualche modo imponga alla destra e alla sinistra una pace, cioè un momento in cui si lavora insieme partendo dalla Costituzione, che è molto chiara su quello che si deve fare, e cercando di realizzare più che di promettere e litigare. Scuola, sanità e salari in alternativa alle riforme impiastricciate del governo Meloni in riferimento al premierato. I 3 diritti sanciti dalla Costituzione sociali, che sono la sanità, la scuola e i salari. Salario minimo, riforma profonda della sanità che oggi è definanziata, tra l'altro la Sicilia spende 2 miliardi per mandare i siciliani a curarsi all'estero. E la scuola, oggi noi abbiamo le performance scolastiche peggiori d'Europa eccetto la Grecia e non credo che sia accettabile, io mi concentrerei su questo. Le alleanze si fanno sui temi e sulle proposte. Cioè noi non siamo in principio contrari all'idea del ponte sullo stretto, ma se tu non riesci a fare le rotaie o a rimettere a posto le strade, dico fai prima quello. Lo spettacolo di una maggioranza che litiga sugli amministratori, cioè sui manager della sanità perché se li deve spartire, è uno spettacolo indegno. Ed è bufera sul concorso per 46 nuovi agenti forestali, il primo in graduatoria del recente concorso che si è appunto tenuto. Su 20.000 candidati sarebbe infatti il figlio dell'ex dirigente generale del corpo. Il segretario regionale del PD Barbagallo chiede l'annullamento della prova. Francesco Aloi. Annullamento con effetto immediato è la richiesta del segretario regionale del PD Anthony Barbagallo sul concorso per i forestali della Sicilia. Per il portavoce dei Dem bisogna invalidare la prova e nominare una nuova commissione d'esame composta da membri al di sopra di ogni sospetto. Tutto questo dopo la bufera che si è scatenata sul concorso, a cui hanno partecipato 20.000 candidati per appena 46 posti di agente a tempo indeterminato. In questi giorni starebbe circolando una graduatoria informale che vedrebbe in testa Alessio Salerno, figlio dell'ex dirigente generale del corpo. Pare che sia stato proprio il padre a scegliere i componenti della commissione. Il candidato avrebbe risposto correttamente a tutti e 60 quesiti. Il capogruppo PD all'Ars Catanzaro annuncia che sarà presentata un'interrogazione parlamentare per chiedere chiarimenti. Intanto l'assessore regionale al territorio e ambiente Pagana ha chiesto una verifica per accertare come si sia arrivati alla divulgazione della graduatoria.
All'alba di oggi la nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 56 persone nel canale di Sicilia. Le condizioni meteomarine sono difficili, fanno sapere dalla ONG, ma ci è stato comunque assegnato il porto di Pozzallo, lontano 330 km dalla posizione del soccorso. L'equipaggio e le persone soccorse stanno affrontando un viaggio lungo e difficile. Aurora arriverà a Pozzallo alle prime luci dell'alba di domani. E adesso a Catania, dove riparte la campagna anti-influenzale 2023-2024, ci si potrà immunizzare in tutti gli ambulatori dell'ASP, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Tonino De Mana. Prevenire la mortalità e ridurre il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero in persone fragili. È l'obiettivo dell'ASP di Catania, che ha dato il via al piano di vaccinazione anti-influenzale 2023-2024. La campagna, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di Prevenzione e dall'Unità Operativa Complessa Epidemiologica dell'ASP di Catania, si concluderà il 29 febbraio 2024. La vaccinazione anti-influenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche in co-somministrazione con la vaccinazione antipneumococcica o anti-herpes zoster. Sarà possibile anche immunizzarsi presso gli ambulatori vaccinali previa prenotazione online. È previsto anche un ambulatorio dedicato alla vaccinazione anti-influenzale sito a Catania in Corso Italia 234 ad accesso libero dalle 8:30 alle 11:30 senza necessità di prenotazione. Per ciò che riguarda la vaccinazione anti-Covid, la dose di richiamo è raccomandata a distanza di 6 mesi, riducibili a 3 in caso di rischio aumentato dall'ultima dose di vaccino anti-Covid ricevuta o dall'ultima infezione. Confermata anche l'offerta gratuita, anche eventualmente in co-somministrazione con il vaccino anti-influenzale, della vaccinazione contro l'herpes zoster. Adesso ci fermiamo, ritorniamo tra poco con altri servizi. Musica nella seconda parte di Sicilia 24 con la nuova canzone del siciliano, del catanese Luca Madonia, La mia ombra, non una canzone triste ma un vero e proprio inno alla vita. In questo nuovo singolo ripercorre e ritorna nei luoghi della sua infanzia a Catania, dal divano in cui ascoltava i Beatles fino alla città di oggi sempre viva ma meno curiosa di prima e poi un po' più omologata. Eva Spampinato. Se mi perdo io seguo la luna. Un video girato con un piano sequenza dall'inizio alla fine che riporta Luca Madonia nei luoghi dell'infanzia, alla casa dei genitori, dove è cresciuto, si è formato e dove provava con i De Novo nel classico garage di famiglia. Io in quel salotto, diciamo, dove passo, mi siedo poi sul divano a suonare la chitarra, avevo 8 anni e sentivo, mi ricordo, Bandiera Gialla, che era un programma di Arbor e Boncompagni. Ho iniziato ad amare i Beatles, ho iniziato ad amare la musica. La mia ombra, nuovo singolo estratto dall'album Stiamo tutti ben calmi, è una canzone triste ma al tempo stesso positiva. Si può sempre uscire dalle tenebre se uno crede nella vita. Ci sono dei momenti di tristezza, di pensieri che a volte ti schiacciano, succede a tutti. Mi sembrava giusto approfondire questo tema. Poi da un discorso personale ai nostri giorni si può chiaramente estendere a tutte le cose orrende che stanno succedendo intorno. E ancora di più dico che la vita è nostra, ci appartiene, dobbiamo amarla, dobbiamo rispettarla. Viverla perché non è finita. 40 anni di carriera in cui non hai mai lasciato del tutto Catania, ma adesso che città vedi? Forse ha perso un po' la sua identità, si è un po' omologata, vedo più individualismo, vedo sì, grande vita, grande movida, però noi vecchiacci di quel periodo, quando ancora non c'era internet, eravamo più carbonari sicuramente, ma anche più curiosi. Il tempo passa e Il video è stato girato dal regista catanese pluripremiato Daniele Gangemi. ti cambia gentilmente se ci stai. Ormai non vivo più, ormai son solo la mia ombra. E
E dopo il terremoto tecnico in casa Catania, parliamo di calcio, abbiamo sentito gli umori della piazza di Fede Rossazzurra. Siamo andati al mercato di piazza Carlo Alberto, cuore della passione per la squadra dell'Elefante. Il servizio. Ma che è successo allora? Hanno mandato a casa tutti quanti? Hanno fatto bene, anche i giocatori devono mandare a casa. E chi resta? Devono cambiare tutti. Tabiani il primo gli doveva pagare una nota ora da tempo, perché il suo gioco a Catania non funziona. Poi. Secondo me ci vorrebbe un allenatore con le palle, Maran o Oliverani, o addirittura Lucarelli gli ha dato via dalla Ternana. L'allenatore, lui, il cliente di me è allenatore. E perché hanno mandato? Ci acculano allenatore, chi ci posso fare? La dirigenza ha peccato di presunzione, nel senso che la Serie C non è la Serie D. Intanto, come di sempre di solito ha pagato l'allenatore, poi i giocatori anche loro hanno la loro responsabilità. Chi sarà l'allenatore? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, completamente. Speriamo in bene. Maran. Non lo so, come si chiama? Novellino, se fosse libero. Ora arriva, io penso, o Lucarelli o Maran. Si meritano di essere tutti per la casa, a Catania sa giocare il pallone, non sa giocare. Quando va, Daniele? No, è serietà. Serietà, certo. Ma uno deve mangiare sale con attaccato. Questi chi sono? I giocatori del Catania questi? Dai, i giocatori del Catania sono morti completamente. Illudono gli spettatori catanesi, si fanno l'abbonamento e poi se ne fregano. Cioè io non ho capito perché ora l'ha mandato a casa. Cioè cosa è cambiato ora contro l'Avellino o contro Conipotenza? L'atteggiamento dei giocatori è sempre quello. Secondo me non è la Coppa di Tabiano, nella Coppa è il Catania che c'è un paio di uomini, un paio di calciatori in campo che non corrono completamente. Pessimo, veramente. Io da 50 anni vado allo stadio, non avevo mai visto un gioco così lento, così proprio da addormentarsi, non l'ho capito completamente. Una volta vinci, una volta pareggi, una volta perdi, poi alla fine ci vogliono i risultati. Una piazza calda come Catania ha bisogno di risultati. Quando purtroppo le squadre vanno male a pagare sempre l'allenatore, però a mio parere non è tutta colpa sua, perché questo qua è stato un uomo che già è stato un uomo società. La squadra è una squadra fatta, diciamo, con pochi soldi, gente svincolata, e non hanno preso dei giocatori di grande importanza. Dalla Fiera di Catania è tutto. L'abbiamo sentito da uno degli intervistati, l'ipotesi per il nuovo tecnico tra Lucarelli e Maran. Pare sia proprio così, lo sapremo meglio nel prossimo servizio, dopo una breve pausa. Ultima parte del nostro telegiornale con il calcio, casting in corso in casa Catania per scegliere il sostituto di Tabiani per la panchina. Nelle ultime ore si profila un testa a testa, Maran Lucarelli, quest'ultimo è stato ufficialmente esonerato dalla Ternana e può dunque occupare un'altra panchina. Marco Carli. Una figura carismatica e capace che serve a rimettere tutto in piedi dopo un disastroso avvio. La scelta dell'allenatore, che in casa Catania stanno compiendo Grella e Bresciano, non può essere sbagliata, non ce lo si può permettere. Ed emerge la figura di Cristiano Lucarelli, che è stato esonerato poche ore fa dalla Ternana e che potrebbe usufruire dell'accordo collettivo per la Serie B, che consente a chi viene allontanato prima del 20 dicembre di sedersi su altre panchine. Ovviamente vanno trovati accordi, durate, condizioni e prerogative che soddisfino le parti. Stesso discorso vale per l'altro candidato forte che resta più che mai in corsa, Rolando Maran, anche perché i contatti con lui sono vivi da tempo. L'allenatore, che ha stabilito il record di punti in Serie A con i rossazzurri nel 2012-2013, è profilo molto apprezzato dalla società. Al momento dunque sono questi i nomi più caldi, sullo sfondo resterebbe Silvio Baldini, una corsa che il Catania è chiamato a fare e che riguarderà anche il ruolo del nuovo Dieste, fra le ipotesi circola il nome di Faggiano, una corsa diventata prerogativa primaria dopo il terremoto di domenica con l'esonero di Tabiani e con l'ex DS Laneri sollevato dall'incarico. Intanto la squadra, dopo la sconfitta di Potenza, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di mercoledì in Coppa Italia con il Picerno. A guidare il gruppo Michele Zeoli, espressione della grande passione che ha animato un vero rossazzurro. Un esempio per i giocatori che tanto è servito l'anno scorso e che magari servirà pure quest'anno in attesa di stabilire chi sarà il condottiero che dovrà portare il Catania fuori dalle sabbie mobili in cui si è andato a mettere. Per
Per approfondimenti sul Catania, sull'attuale situazione, vi rimando all'appuntamento con Corner, condotto come sempre da Angelo Gagliano. La trasmissione, come sempre, appunto quella del lunedì sera, tutta dedicata al Catania. E adesso ci occupiamo del Messina. Anche per il Messina non è stato sicuramente un momento felice, quello legato alla sconfitta di misura al Franco Scoglio contro la vice capolista Benevento. Dopo una traversa degli ospiti nel primo tempo con Ferrante, gara decisa nella ripresa al 6° minuto da un gol di Improta. Sentiamo Sergio Colosi. La sconfitta contro il Benevento certifica la prima crisi del Messina di Modica, che negli ultimi 4 incontri ha ottenuto un solo punto, il pareggio di Crotone. Il KO con la vice capolista si aggiunge a quelli contro Brindisi e Taranto. Primo tempo equilibrato con qualche buona azione di un Messina comunque impreciso. Dalla parte opposta la traversa colpita da Ferrante prima del riposo. La svolta matura dalla panchina d'inizio ripresa, quando il tecnico dei campani Matteo Andreoletti mostra coraggio nel sostituire proprio Ferrante, l'unico a rendersi pericoloso, con Alessandro Marotta, che fa venire il mal di testa a Manetta e compagni e spacca la partita. Marotta, al rientro dopo 3 turni di squalifica, sfiora 2 volte il vantaggio, che si concretizza al 6° minuto sull'angolo di Ciano per il colpo di testa vincente di Improta, perso in marcatura da Giunta. Il Messina stordito fatica a rialzarsi. A questa squadra manca l'esperienza di uomini che sappiano reagire con classe e mestiere. Chi potrebbe farlo come Ragusa spreca l'impossibile davanti a Paleari, un rigore in movimento che sfiducia la già rassegnata squadra peloritana. Il miglior Fumagalli, l'unico a meritare la sufficienza piena, tiene in partita il Messina, che però non riesce a creare nuovi pericoli. L'espulsione di Ortisi per somma di ammonizioni completa un'altra serata da dimenticare e lancia l'allarme ad una classifica deficitaria con vista sui play-out. Domenica infelice per le siciliane nel calcio, ma purtroppo anche nella volley. Per la Superlega la Saturnia Farm Italia lotta, ma si arrende in 3-7 sul campo della capolista Piacenza. Fatale il secondo parziale, perso 33-31 dopo aver sprecato 6 set point. Sentiamo Tonino De Mana. Troppo Piacenza per la Saturnia Farm Italia, che perde 3-0 ma con l'onore delle armi, specie nel secondo set, che si trascina fino al 33-31 con colpi di scena e colpi di alta classe che strappano gli applausi del pubblico emiliano. Un parziale giocato a viso aperto che, se vinto, avrebbe potuto raddrizzare le sorti della gara, mettendo pressione alla capolista della Superlega, che invece, aggiudicandoselo, si è trovata la strada in discesa e con il morale a quel punto a 1000. Discorso opposto per i ragazzi di Douglas Silva, che invece sono usciti lentamente dalla partita, colpiti psicologicamente da un set che avrebbe meritato miglior fortuna. Addirittura 6 i set point per la Saturnia, ma lo stato di grazia di Gironi annulla e ribalta tutto e permette a Sousa di chiudere sul 33-31. La terza frazione si trascina in equilibrio fino a quando Lucarelli mette a terra la palla del 13-10 e quindi dell'allungo definitivo. Silva capisce la situazione e chiama il time out, ma al rientro in campo Piacenza continua a macinare punti, lasciando poco margine alla reazione dei castellesi. Il terzo set finisce come il primo, 25-17, con la consapevolezza che un pizzico di esperienza in più avrebbe portato in dote punti decisivi. Alla fine resta l'amarezza per una sconfitta che forse servirà per il futuro. Ne prende atto il coach Douglas Silva. Non abbiamo avuto la pazienza e la determinazione di chiudere a nostro favore il secondo set, ha detto Silva. Per questo dobbiamo ancora lavorare. Dobbiamo cercare di rischiare un po' di più ed essere più precisi nei momenti importanti. E domenica si torna al Pala Catania, avversario il Verona Volley. Con questo servizio si chiude Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.